Buongiorno, sono le 12 in punto e andiamo di nuovo in onda con il Focus TG, ancora sul maltempo, l'ondata di maltempo che ha colpito in particolare Vicenza. È stato evitato il peggio, ha detto ieri il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, grazie ai bacini di laminazione, ma molte zone allagate, lo stadio Menti sott'acqua. Oggi si sta tornando alla normalità. Andiamo subito in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi adesso ci troviamo all'Oasi di Casale perché a breve ci sarà un sopralluogo dell'assessore all'ambiente. Come anticipavi, Vicenza è tornata alla normalità, riaperte le tangenziali, così come sono state riaperte le scuole e le palestre, e notizia di adesso che sono tornate percorribili anche molte strade che fino stamattina ancora erano chiuse. Ve le dico: strada Ponte di Debba, strada Porciglia e strada Caperse sono state liberate e quindi riaperte. Una Vicenza che torna lentamente alla normalità dopo 2 giorni di pioggia e anche di paura, sorvegliati speciali non solo il Bacchiglione ma soprattutto il Retrone e anche la roggia di Oma, che ha portato dei problemi nella zona industriale. Intanto io sentirei insieme a voi quella che è stata la giornata di ieri, appunto, che è stata la più difficile proprio anche in virtù del maltempo che non accennava a smettere. Sentiamo insieme cosa è successo ieri. Questo è il risveglio di Vicenza, tra le città più colpite da quest'ondata di maltempo che ha mandato sott'acqua la zona di Sant'Agostino, lungo la roggia di Oma che sfocia nel Retrone, allagati alcuni condomini in viale Fusinato e sott'acqua anche lo stadio Menti, interdette al traffico, le vie limitrofe, stadio la cui situazione dal sorvolo effettuato con l'elicottero della Guardia di Finanza stamani con sindaco e prefetto appariva così. E fra un paio d'ore arrivano altri a darci il cambio a supporto. Sapete già in quali zone sarete destinati? No, noi siamo destinati qua perché è prevista per tutta la notte prosciugamento perché dell'acqua ce n'è tanta. Vigili del fuoco e volontari operativi per centinaia di richieste di intervento. E anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è operativo sul territorio. Abbiamo 100 uomini del Comando Provinciale che sono impegnati nelle operazioni prevalentemente di prosciugamento delle strade e dei sottopassi. E a questo si aggiunge anche la richiesta di soccorso ai comandi provinciali di Verona, di Padova e di Treviso, quindi addirittura anche con l'ausilio proprio delle unità navali di soccorso che in questi casi sono prontamente operative. Interventi principali che hanno riguardato prosciugamenti di cantine e garage, ma anche persone portate in salvo perché rimaste bloccate in automobile nelle strade allagate. Oltre a 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello, nella zona del bacino di laminazione, che sono state evacuate con l'elicottero. Evacuati con un gommone 10 impiegati delle poste rimasti bloccati al centro di smistamento di via Mario Sticana. E stamattina è stata disposta anche la chiusura della tangenziale di alcuni ponti della città. Livello alto del Retrone, per cui fino al pomeriggio sono state invitate le persone a spostare i veicoli da strade piazzali, specie in zona industriale, mentre il livello del Bacchiglione, che fu il principale responsabile dell'alluvione del 2010, si sta lentamente abbassando, anche grazie all'apertura del bacino di laminazione di Caldogno e dell'Orolo, che hanno raccolto 1.600.000 metri cubi d'acqua, che altrimenti si sarebbero riversati su Vicenza. Ecco, abbiamo sentito qual è stata la situazione di ieri, molte le case andate sott'acqua. Ecco, vedo che sta arrivando anche l'assessore Sara Baldinato, che sarà in sopralluogo qui all'Oasi di Casale. Tra l'altro qua alla strada di Casale ieri c'erano anche diversi cittadini che hanno riscontrato delle criticità e ad oggi la situazione qual è? Avete effettuato sopralluoghi, le strade insomma sono state riaperte, quindi sta tutto tornando lentamente alla normalità.
Sì, lentamente, le scuole sono riaperte, questo è già il primo segnale evidente che tutto stia ritornando alla normalità. Io adesso sono venuta dalla città e quindi ho fatto proprio le strade da Caperse per verificare un po' la situazione, sono tutte aperte, anche pulite. Allo stadio so che stanno facendo un gran lavoro di sistemazione, è stata la zona più colpita con Sant'Agostino, insomma allo stadio hanno avuto tantissimi problemi, quindi siamo vicini ai cittadini che hanno subito questi disagi, e disagi è un eufemismo. Ecco, avete già iniziato un po' quella che è la conta dei danni? La conta dei danni sarà quando tutte le strade saranno liberate dall'acqua, dal fango, e quindi raccomandiamo ai cittadini di fotografare i danni, di rilevare la situazione, perché poi appunto Zaia ha detto che ha aperto lo stato di calamità, quindi a breve ci saranno, a breve non lo so, speriamo a breve ci saranno delle procedure da parte del Comune di Vicenza per chiedere appunto di comunicare la quantificazione dei danni, e quindi servono fotografate assolutamente tutto quello che è stato danneggiato in questi eventi calamitosi. Poi fermo restando che c'è stata anche la fortuna che insomma non ci sono stati danni a persone, però danni anche agli animali e all'ambiente. Ieri l'abbiamo vista anche con gli stivalloni aiutare a salvare delle galline che giustamente rischiavano di essere travolte dall'acqua. Sì, quella l'ho fatto un po' di cuore, nel senso io vengo dal mondo dell'agricoltura, quello è il mio lavoro e quindi sono stata chiamata, non è che ci ho pensato vado o non vado, ho girato la macchina, stavo andando a fare i sacchi con i miei colleghi in protezione civile, ho pensato che fosse più urgente andare lì e sono sicura che lo sia stato, anche perché hanno avuto già una decina di galline sono morte, quindi insomma arrivare lì e vedere questa azienda agricola, una bella azienda agricola biologica di orticoltura, quindi io conosco il lavoro che ci vuole per un'azienda di quel tipo, completamente sommersa dall'acqua, perché l'acqua mi arrivava ben sopra le ginocchia, con gli animali morti che galleggiavano, è stata una cosa che mi ha molto toccato, quindi sono contenta di aver potuto dare seppure un piccolo aiuto anche a loro. Sì. Oggi diciamo che effettuerete anche un sopralluogo qui in zona, siamo nell'Oasi di Casale, quindi è un ambiente anche protetto e particolare. Sì, oggi siamo qui all'Oasi per un evento particolare proprio, apriamo una mostra sia all'Oasi che al Museo Naturalistico sulla Emys orbicularis, che è la tartaruga palustre nostra, autoctona, che lotta contro la tartaruga cosiddetta americana, e quindi ho un altro paio di stivali perché quelli di ieri sono ancora bagnati ovviamente, perché anche qui ovviamente è una zona palustre e ancora di più a maggior ragione oggi è allagata, ma si fa tutto lo stesso. Ecco, io ringrazio l'assessore all'ambiente e per il momento restituisco la linea allo studio, anche perché stiamo andando al COC dove il sindaco Possamai ci darà le ultime informazioni. Grazie a Luisa Bertini, all'assessore. Ci collegheremo più tardi proprio con il COC, il centro operativo comunale, per avere tutte le notizie di prima mano sull'alluvione di Vicenza. Adesso rivediamo le voci di quei cittadini, di quelle persone che sono state danneggiate, ma che in molti casi l'hanno anche presa bene e sono consapevoli del fatto che grazie a questi grandi laghi artificiali, queste casse di espansione, i danni sono stati limitati. Vediamo. No, dappertutto è così, è un disastro. Dovunque vai, dovunque ti trovi, sei sempre imbagnato. Se non fossero stati aperti i bacini di laminazione sarebbe stato ancora... Sì, ancora peggio, sì, per fortuna hanno perso Caldogno, lì hanno aperto prima del cavalcavia, è sott'acqua dentro. Cioè, lavorano per togliere l'acqua. Tutta la parte bassa, e la taverna, i garaggi, cosa vuoi che vi dica? Ma non è mica la prima volta, sa? È già 3 volte che io vado sotto acqua, ma sono stato risarcito, però ho dovuto ridare i soldi indietro. Dobbiamo ringraziare i nostri politicanti, quelli che tengono puliti i fiumi, però non si deve pulire i fiumi perché ci sono le nutrie, perché devono vivere anche loro, è giusto, però noi dobbiamo vivere così. E non è un riva al lago, però sembra di essere al lago di Garda, in effetti, no? Il fiume quanto dista da qua? Il fiume è 30 metri. Il fiume è a 30 metri, ma questo qui è sul bordo del fiume, del canale. Come siamo messi? Che abbiamo tantissima acqua, abbiamo posizionato i sacchi nelle porte, sta scendendo piano piano, però
siamo in attesa. Ho portato la pompa? Sì, certo, ho portato la pompa laddove fosse necessario, io ci sono. Allora, io ho passato la notte qui e adesso siamo qui da stamattina alle 9 e mezza. Avete guardato il livello, i bollettini? Sì, sono venuti i signori della protezione civile, li abbiamo contattati. Sì, insomma, siamo qui, monitoriamo, poi non è che si può fare molto finché l'acqua non cala. No, grazie, siamo a posto. Ma per fortuna avete messo, che cosa avete fatto? Abbiamo messo i sacchi di sabbia. Meno male, vi siete salvati. Sì, grazie. Che altro, io vengo da Mestrino e vengo a lavorare fin qua, stamattina è stato un macello entrare, però bisogna pure lavorare, insomma. Certo. Ci sono 2 macchine che sono sotto acqua e abbiamo portato un gommone per portare sabbia là. Ci siamo salvati, si sono salvati con il discorso dei bacini di laminazione, però adesso probabilmente la natura in questo periodo ha questo tipo di soluzione. E a Vicenza sono sempre molto a rischio i palazzi della cultura, Palazzo Chieregatti, il teatro olimpico e purtroppo è stato allagato il teatro Astra. Vediamo in questa circostanza purtroppo. E ancora una volta il Teatro Astra di Vicenza subisce ancora una volta l'alluvione. In questo momento appunto i camerini, i nostri uffici sono completamente allagati. Stiamo lavorando e siamo costantemente in contatto con l'amministrazione comunale e le autorità competenti per mantenere attivo e aperto il teatro. È l'edificio comunale deputato alla cultura che maggiormente ha subito danni nell'alluvione. Solo alcune sale interrate del Museo di Palazzo Chiericati risultano allagate, ma la situazione non sarebbe allarmante. Le pompe del Teatro Olimpico, entrate in funzione ieri sera, sono già state spente nella notte. 1,5 metri d'acqua e fango hanno invece invaso i locali sotto la hall dell'Astra. Quello che abbiamo fatto è stato cercare di mettere in sicurezza ciò che potevamo e adesso aspettiamo che il fiume faccia il suo corso per restituire alla città il Teatro Astra, che è un po' il simbolo delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi e dell'innovazione teatrale. È la seconda volta per il teatro, che era già stato allagato nel 2010. Gli operatori che erano stati allertati ieri sera sono riusciti appena in tempo a mettere in salvo gli oggetti più delicati durante la notte. Oggi sarebbe dovuto andare in scena uno spettacolo per ragazzi, ovviamente è stato annullato visto che anche le scuole sono state chiuse e vista l'emergenza. Adesso stiamo cercando di fare di tutto per capire di riuscire a mantenere aperto questo luogo importante per la città. Frane e smottamenti, soprattutto nell'Alto Vicentino, c'è una casa in bilico su un precipizio a causa di una frana. Andiamo subito in diretta da Monica Smiderle a Pianezze. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. La casa in bilico la vedete qui alle nostre spalle, con me c'è il sindaco di Pianezze, Luca Vendramin. Vedete che c'è stato un distacco molto importante dalla collina, il terreno nella fascia collinare di Pianezze e Marostica è un terreno fragile dal punto di vista idrogeologico. In questo momento ci sono i tecnici geologi della regione in sopralluogo. La casa naturalmente è stata evacuata. Allora, sindaco, com'è la situazione? Rispetto a ieri sono caduti ancora massi e distaccamenti ce ne sono visti anche stamattina. Stiamo operando con la dichiarazione di somma urgenza a ripulire l'alveo della Valle Malossi, questo torrente impetuoso che scendeva ieri, visto che domani mettono pioggia. Il lavoro è alquanto complicato. Cerchiamo di liberare entro sera almeno il torrente. Gli studi che stanno facendo i rilievi dei geologi, che ringrazio, sono preziosi per capire che cosa fare nel prossimo futuro. Perché i massi che si sono staccati dalla collina sono finiti nel torrente, quindi ostruivano il passaggio dell'acqua. Nelle prossime ore è prevista l'arrivo di una nuova perturbazione e quindi la situazione vi preoccupa? Sì, il consorzio di bonifica e i loro sorveglianti hanno obbligato a ripulire completamente l'alveo di questo torrente per evitare che si alzi l'acqua e mangi ancora terra sotto la casa,
creando altri problemi, quindi è importante ripulire oggi in somma urgenza. Vedremo poi come fare per i ristori, perché è complicato, è un lavoro costoso e complicato. Per ora lo facciamo noi anche per dovere civico. Insomma, questa è la situazione a Pianezze, ma ci avviciniamo con il collega Renzo Rigon anche al sindaco di Marostica Matteo Mozzo. C'è stato un sopralluogo anche a Marostica con i tecnici della regione, perché ci sono situazioni critiche anche nel territorio comunale di sua competenza. Sì, buongiorno a tutti. Nella giornata di ieri, dopo le prime avvisaglie anche di frane importanti sul territorio, c'è stato un importante confronto più volte con l'assessore Bottacin, e da lì si è concordato di far uscire i tecnici regionali proprio per le verifiche puntuali sul territorio. Qui a Pianezza abbiamo appunto questo smottamento, a Marostica ne abbiamo uno di importante, che però non è uno smottamento unico, ma sono più massi singoli nella adiacenza dell'ex ospedale, che è proprio prospiciente alle mura e in centro storico, e poi abbiamo avuto altri 7 movimenti franosi in giro per il territorio. Uno dei più importanti è a Lavarda e sarà il prossimo sito dove andremo a verificare. Quello che si è registrato nelle vicinanze del vecchio ospedale di Marostica vi ha costretto alla chiusura della strada di via Panica, ma anche all'evacuazione di un paio di case. Sì, abbiamo di fatto chiuso la strada e immediatamente siamo accorti alle 9:30 circa, stavamo andando in sopralluogo su un'altra frana dello smottamento dei massi. Subito con il COC aperto abbiamo predisposto insieme all'ingegnere Bertocello del comune di Marostica la chiusura della strada. Con i volontari abbiamo subito cercato di sgomberare le macchine e le utenze, e abbiamo sopperito comunque ai bisogni della struttura dopo un confronto con l'U7, aprendo una strada che c'è nel retro dell'ospedale con degli annessi parcheggi, proprio per fare in modo che i servizi continuino. Quindi i servizi dell'ospedale sono garantiti, la strada al momento resta ancora chiusa proprio fino a che non arriva la perizia della regione. Geologi in sopralluogo, prima a Marostica, poi qui a Pianezze, ma poi la verifica sul territorio prosegue, direttore, perché ci sono anche altre situazioni che preoccupano, ad esempio a Lavarda. Sì, a Lavarda abbiamo avuto un vecchio sito di frana che aveva avuto molti anni fa dei lievi smottamenti, uno smottamento molto importante. Siamo su una lunghezza circa di 250-300 metri, è difficile anche farlo chiuso perché è proprio al versante di un'intera collina che ha al di sotto il torrente, quindi la cosa che si vuole fare è verificare che non ci sono pericoli di blocco del corso d'acqua. In questo caso non ci sono rischi per le persone, almeno per il momento. Io ringrazio il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, il sindaco di Pianezze che si è già spostato, naturalmente sono tutti in emergenza, quindi c'è un grande movimento qui in cantiere, Luca Vendramin, e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica Smider e ai nostri tecnici. Oggi in regia ci sono Renato Capoi e Andrea Basso. Andiamo adesso nel Padovano, perché il maltempo e soprattutto la piena del Bacchiglione sta impedendo il possibile recupero del corpo dell'uomo che ha ucciso la moglie l'altro giorno a Bovolenta, Sara Burattin, 41enne, che è stata trucidata con più di 20 coltellate. Si pensa che l'uomo si sia suicidato, ma potrebbe essersi anche dato alla fuga. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo lungo l'argine della Bacchiglione, la vedete, c'è il passaggio della piena lungo il fiume. Questa mattina dunque non sono riprese le ricerche di Alberto Pittarello, il fiume rispetto a ieri è cresciuto ulteriormente, la piena è proprio, sta passando in queste ore, è troppo pericoloso dunque per i vigili del fuoco tornare ad immergersi. Il furgone ieri era a 5 metri di profondità, ma l'acqua è cresciuta ulteriormente, quindi potrebbe essere ancora più in basso, la visibilità è nulla. Ieri i vigili del fuoco erano riusciti ad arrivare solo ad 1 metro di profondità, poi la rilevazione del furgone era avvenuta con i sonar, quindi con i mezzi, quindi non si sa ovviamente ancora se all'interno ci sia il corpo di Alberto Pittarello. Le ricerche dunque appena passerà la piena dovrebbero
ricominciare, si esclude che possano cominciare comunque oggi, perché lo vedete, il fiume sta ancora crescendo. I carabinieri comunque restano sul posto per monitorare la situazione e finché non riprenderanno dunque le ricerche. La sindaca del comune di Bovolenta ha sentito i familiari del 39enne che sono sconvolti da questa tragedia. La separazione, la crisi era in atto, ma non sembrava una crisi irreparabile, ma una crisi che, come può succedere in una coppia che sta insieme da 20 anni, quindi non c'era nessun segnale di quanto poteva accadere. Domani la sindaca di Bovolenta andrà anche a portare una parola di conforto ai familiari di Sara Buratin, che si sono trasferiti in un altro comune, a Terrassa Padovana, per proteggere anche la figlia quindicenne di Sara e Alberto, la ragazza che martedì è stata prelevata a scuola dai familiari e dai carabinieri perché si temeva, dopo il delitto della 41enne, che il 39enne, di cui si erano perse le tracce e ancora non si sapeva che era qui nel Bacchiglione, potesse in qualche modo andare a scuola a recuperare la ragazza. Quindi i carabinieri si sono presentati insieme ai familiari e hanno messo subito in sicurezza la quindicenne. Il furgone invece di Alberto Pittarello, pochi minuti dopo il delitto, era già qui nelle acque del Bacchiglione. La sindaca di Bovolenta ha anche detto che quando verranno disposti i funerali ci sarà lutto cittadino. Intanto oggi dovrebbe avvenire l'autopsia sul corpo della 41enne e ormai non c'è quasi più alcun dubbio che il delitto sia stato premeditato. La ricostruzione di quanto è accaduto nel nostro servizio e la linea allo studio. Omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla relazione affettiva. Alberto Pittarello è indagato con queste accuse per la morte della sua compagna Sara Buratin. Finché il suo corpo non viene ritrovato, per gli investigatori il 39enne è vivo ed è stato iscritto nel registro degli indagati. Ormai non ci sono più dubbi che l'uomo tecnico caldaista legato a Sara da quasi 20 anni abbia pianificato il delitto. La settimana scorsa ha chiesto un giorno di ferie per martedì 27 febbraio. Ben sapendo che quel giorno Sara non doveva andare al lavoro perché era il suo turno di riposo. La scusa era quella di dover consegnare uno scooter alla figlia quindicenne che in quel momento era a scuola. Forse in questo modo che l'ha tirata in giardino, portandola verso il ricovero attrezzi che non dà sulla strada, dove l'ha colpita alle spalle con il suo coltello da escursionista. Secondo un primo esame le coltellate mortali sarebbero state 2, una alla spalla e una tra il collo e la nuca, poi avrebbe inferto con almeno altri 20 fendenti. Oggi verrà affidato l'incarico e sarà eseguita l'autopsia. La mamma di Sara Buratin ha ritrovato il corpo della 41enne verso le 11 quando è uscita per cercarla. L'aggressione dovrebbe essere avvenuta verso le 10:30. Le telecamere della zona vicino a Viale Italia a Bovolenta hanno ripreso il passaggio del furgone di Pittarello. 15 giorni fa Sara era tornata a vivere a casa con la mamma e la figlia. Il suo rapporto con Alberto Pittarello era in crisi, come può succedere spesso nelle coppie, ma nulla lasciava presagire al drammatico epilogo. La stessa mamma di Sara ai carabinieri avrebbe detto di non averli mai visti litigare. Ora la donna, insieme alla nipote, si è trasferita per qualche giorno dall'altra figlia a Terrassa Padovana. Qui ci sarebbe stato anche un incontro con i genitori di Alberto Pittarello, 2 famiglie distrutte dal dolore che si devono fare forza per sostenere una ragazza di 15 anni travolta da una tragedia immensa. Valentina Visentin collegata in diretta da Bovolenta e avete visto la piena del Bacchiglione. È stata una notte di paura con la mente a quel 2010 in cui il Bacchiglione esondò provocando danni ingentissimi. Vediamo. Finché lei è appena a livello della Marzana e di altri non fa paura. Scorre l'onda di piena sul Bacchiglione, qui siamo a Ponte San Nicolò, il mare sta ricevendo, le condizioni sono ottimali. Qui hanno ormai tirato un sospiro di sollievo, l'onda di piena è passata questa notte ma è andato tutto nel migliore dei modi possibili. La notte è passata tranquilla per i miei concittadini, per i ragazzi della protezione civile, il sottoscritto e qualcun altro un po' meno tranquilla perché eravamo qui a monitorare per quello che si poteva fare, insomma il nostro amato e
qualche volta ho odiato Fiume, però insomma sì, è passata tranquilla e adesso anche si sta maggiormente tranquillizzando la situazione. Quando siete in queste situazioni la memoria va a quella tragica notte del 2010? Sì, è stato proprio tragica quel momento là che ci ha provato dal punto di vista sia del lavoro ma anche emotivamente, perché è stato molto dura sfollare le persone di notte. Stanotte c'era qualcuno che veniva a vedere com'era? Sì. Noi abbiamo visto spesso arrivare persone che davano un'occhiata, puntavano i fari delle auto sul fiume per vedere il livello e poi se ne tornavano, giusto Graziano, che ha visto anche alle 3 di notte. Sì, alle 3 di notte il monitoraggio che è costante durante tutta la notte fino al mattino, diverse persone venivano sull'ASI a chiedere informazioni, ma tutto a posto, dormite tranquilli, stiamo controllando tutto, speriamo che non succeda come il 2010 che ha avuto un brutto ricordo per noi, insomma, in questa zona. Ci sono più margini di sicurezza per i cittadini, anche in caso di portate così importanti del Bacchiglione? Sì, ci sono più margini di sicurezza perché comunque qualche lavoro di consolidamento è stato fatto e poi anche in particolare sono state realizzate le vasche di laminazione nel Vicentino. Noi continuiamo a chiedere che anche l'idrovia, pseudo-idrovia, diventi uno scolo scolmatore. Mi sento di così portare un segno, un abbraccio, un qualcosa di solidarietà a tutti quei territori che ad oggi sono stati così investiti da questa alluvione e da questa piena che a Ponte San Nicolò, fortuna nostra, insomma, è passata indenne, invece negli altri luoghi sta e ha provocato disagi e non pochi. Insomma, vedere le scene dei vostri telegiornali sono impressionanti, insomma. Servizio di Chiara Gaiani, adesso torniamo nel Vicentino, vediamo i disagi provocati dagli allagamenti, vediamo. L'emergenza maltempo investe tutto il Vicentino. Abbiamo raggiunto a Montegalda il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, per fare il punto della situazione con una panoramica sulle criticità che si stanno registrando sul territorio provinciale, dove l'allerta è massima. La situazione più critica, per quelle che sono le mie informazioni, è appunto nella zona sud-est di Vicenza, in quelle che sono i comuni come Ieri, Longare, Nanto, Castignero, Torri, Grumolo, Montegalda, che stanno soffrendo particolarmente questo sovraccarico della rete secondaria. Alcuni smottamenti so che ci sono stati anche a Bassano. Osservati speciali i fiumi, in primis il Bacchiglione, ma anche il Retrone e il Tesina. In sofferenza la rete secondaria, allagamenti a sfioro e piccoli smottamenti creano disagi e costringono alla chiusura di diverse strade provinciali e comunali. Interventi numerosi di viabilità in quella che è la rete viabilistica che gestisce la provincia di Vicenza. So che anche la bretella dell'Albera è a un livello critico, però ancora in funzione in questo momento. Diciamo che Vicenza, in particolare quelle che sono le zone conosciute del comune di Vicenza e quest'area, sono quelle che hanno ricevuto il maggior numero di precipitazioni che ora faticano a smaltire. In prefettura è attivo il CCS, il centro di coordinamento soccorsi, mentre sono 78 i COC aperti in altrettanti comuni della provincia. A Vicenza allagamenti in diverse zone della città, sott'acqua anche lo Stadio Menti. L'allerta rimane rossa fino alle 20 di giovedì 29 febbraio per criticità idraulica.
Gli spostamenti in questo momento, soprattutto in queste aree, sono da evitare, quindi mi verrebbe da dire da Vicenza a sud-sud-est di Vicenza, perché nel momento in cui ci si trova comunque l'acqua che improvvisamente invade la strada, c'è un rischio concreto di non capire dov'è il ciglio della strada e quindi rischiare inutilmente di creare un incidente che in questo momento invece richiede che le forze dell'ordine e gli elementi di protezione civile siano concentrati nel deflusso delle acque. Questo era Andrea Nardin, sindaco di Montegalda e presidente della provincia di Vicenza. Andiamo nel Bassanese, sentiamo qual è la situazione, servizio di Ferdinando Garavello. Torna il sole sulla Pedemontana, ma resta altissimo il livello di attenzione verso le criticità idrogeologiche del territorio. Dal punto di vista di corsi d'acqua, infatti, le piene non hanno portato problemi gravi e se si fa eccezione per la spettacolare piena della Brenta sotto il Ponte Vecchio, la situazione è rimasta sotto controllo. A far paura sono però le tante frane e gli smottamenti rimessi in movimento dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi e dal saliscendi delle temperature. A Pianezze una frana si è aperta letteralmente sotto una casa, mettendo a rischio l'incolumità dei residenti. Gli abitanti sono stati evacuati e lo stato dello smottamento è monitorato ora per ora. L'epicentro di movimenti franosi sembra però essere localizzato a Marostica, dove già nei giorni precedenti si erano rimesse in moto molte situazioni complesse nelle frazioni e nelle contrade della spalla dell'altopiano dei 7 comuni. A 2 passi dalle mura medievali invece si è verificata una frana in via Panica a ridosso del vecchio ospedale. Il transito è stato interdetto e il comune sta effettuando tutte le verifiche del caso. Altre colate di misura meno preoccupante sono registrate fra Pianezze, Colcerese e Valbrenta, dove pure c'erano state scariche di sassi all'inizio della perturbazione. In montagna è scesa la neve come non si vedeva da un pezzo, con accumuli di oltre 1 metro sui rilievi dell'altopiano dei 7 comuni e una coltre piuttosto consistente anche sul massiccio del Grappa. Il rischio valanghe, collegato con l'innalzamento delle temperature delle scorse ore, è marcato pure in altopiano e le autorità consigliano prudenza a sportivi e visitatori. Attenzione davvero al pericolo valanghe, livello 5. Ieri c'è stata una tragedia in Alto Adige, sciatori sono stati investiti da una grossa massa nevosa, c'è stato un morto, 2 feriti. Intanto un mix di coincidenze non preventivabili, la fragilità di un muretto sottostante la strada e l'instabilità di una vecchia casa da ristrutturare hanno causato la chiusura della statale 52 a Lorenzago di Cadore. Ieri sera i tecnici del comune hanno chiamato i vigili del fuoco, il personale dell'ANAS per verificare la situazione e alla fine la decisione è stata quella di chiudere un tratto della statale in prossimità di Villa Piccola all'altezza dell'ex bar Roma, una trentina di metri in tutto che però ha imposto il divieto totale di transito a mezzi pesanti, pullman e autobus, la viabilità alternativa solo per auto e mezzi fino a 3,5 tonnellate è stata attivata sulle traverse interne di Lorenzago. Il ripristino della circolazione è garantito in tempi brevi. Scuole chiuse oltre che a Bovolente, qui siamo tornati nel Padovano, anche a Veggiano e a Rovolon, ma la situazione migliora in tutti i comuni dove restano operative le squadre di protezione civile in vista del possibile peggioramento previsto per domani. Oggi tregua, domani di nuovo precipitazioni. Un timido sole si affaccia sulla giornata con i territori che tirano un sospiro di sollievo dopo una giornata e una notte passata a vegliare gli argini e i livelli dei corsi d'acqua. Per prudenza scuole chiuse a Rovolon e anche a Veggiano, dove resta il divieto di transito sul ponte sul Bacchiglione a Trambacche. A questo punto dietro di me il Tesina entra nel Bacchiglione, il Tesina attraversa tutto il centro abitato di Veggiano, non sono state evacuate persone e per sicurezza questa mattina abbiamo solamente chiuso le scuole e ieri pomeriggio questa strada. Strade riaperte ad Abano Terme, il livello del Vigenzone cala a Battaglia Terme dove si attende il passaggio della piena del Bacchiglione a Bovolenta, migliora la situazione anche a Montegrotto. Per il momento i livelli sono in costante abbassamento e non rileviamo alcuna criticità. Via dei Colli è stata riaperta. In ogni caso noi manteniamo la barriera in sabbia a tutela della zona vallona qualora la situazione
dovesse cambiare in peggio. Gli occhi restano comunque puntati sul cielo. Un nuovo peggioramento è previsto per la giornata di domani e fino a domenica. Per i gruppi di protezione civile sarà un fine settimana di veglia. È stato sicuramente fondamentale il ruolo dei bacini di laminazione e su questi bisogna continuare a investire. Ma oltre ai ringraziamenti per il consorzio di bonifica e il Genio Civile, voglio ringraziare davvero tutta la mia squadra, la protezione civile e tutti i cittadini, come adesso per pulire la strada, che in queste 48 ore mi sono stati vicini e ci hanno dato una mano. E ieri il punto stampa del presidente Zaia con l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccini è stata anche l'occasione per sottolineare che poteva essere un disastro che è stato evitato, come dicevamo prima, dai bacini di laminazione che sono stati subito attivati, ma ha ammonito il presidente Zaia e lo stesso assessore: ne servono molti altri per mettere in completa sicurezza il territorio. È un evento che va catalogato nella storia del Veneto come un grande evento alluvionale, e al punto tale che i dati della piovosità sono dati equiparabili sicuramente a grandi eventi come quelli di Vaia, piuttosto che molto vicini a quella che è stata la grande alluvione del 2010. Io vi dico solo questo, vi dico che comunque il Veneto oggi è attenzionato perché abbiamo provincia di Vicenza, provincia di Padova, il Bisato che spinge e quindi Battaglia Terme, quelle zone lì, la provincia di Verona, la Val d'Alpone, Monteforte d'Alpone e poi piovosità in generale. Per questo la Regione ha chiesto lo stato di crisi, ma se non ci fossero state le opere, ha evidenziato il presidente Zaia, per il nostro territorio sarebbe stato un disastro. Abbiamo aperto il bacino di laminazione di Montebello, il bacino di laminazione di Caldogno e il bacino di laminazione dell'Orolo e complessivamente abbiamo invasato circa 6 milioni di metri cubi d'acqua. Questi 6 milioni di metri cubi d'acqua, se non ci fossero stati i bacini di laminazione, si sarebbero riversati in parte su Vicenza e in parte su altri centri abitati. Quindi, insomma, direi che il dato oggettivo è questo. 23 bacini di laminazione in pancia, 13 già messi a terra, gli altri in via di lavorazione, ma dice Zaia serve un altro miliardo di euro per completare le opere idrogeologiche. Per opere diciamo pronte almeno 1 miliardo di euro. Il Veneto ormai si è attestato come la regione che ha messo a terra un modello unico nel suo genere già dal 2010 con la prima alluvione. Abbiamo dimostrato che le opere, se si fanno, servono, non sono inutili e soprattutto prevengono un sacco di danni, perché oggi noi faremo una conta di danni che sarà infinitesimale rispetto al disastro che avremmo avuto ad esempio a Vicenza. Abbiamo messo a terra quasi 600 milioni di euro di opere. Io ho fatto un piano da 2 miliardi e 7, quindi abbiamo realizzato anche molte altre opere che non sono mai rivisibili ma sono strategiche, che so, gli argini, i muretti fatti a Soave piuttosto a contenimento del Tramigna, piuttosto che per il fiume Bisato o altro. Attenzionata anche la situazione neve a causa dell'incremento delle temperature. Neve ce n'è stata tanta, sopra i 1500 metri, c'è un rischio valanghe importante. C'è lo scirocco, quindi anche il mare riceve poco, le temperature si stanno alzando, però siamo fiduciosi. Contiamo che verso fine giornata, insomma nella nottata, si possa anche cominciare ad apprezzare il calo del livello dei fiumi, a meno che non arrivi un fortunale e piova ancora tanto. Cosa ci si dovrà aspettare nelle prossime ore? I fenomeni prevediamo che siano in attenuazione nel corso della giornata fino ad esaurimento in serata, poi dopo ci sarà una pausa, pioverà ancora da domani sera e venerdì, però con precipitazioni molto più contenute rispetto a quelle che ci sono state nelle ultime ore. Andiamo a Fara di Soligo, sempre diretta da Edi Kaliman, problemi di viabilità a causa frane, a te la linea Edi. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Fara di Soligo in compagnia del sindaco Mattia Perencin, perché nella località di Collagù, una località molto conosciuta perché anche fa parte del comprensorio delle colline UNESCO, c'è stata questa frana che ha interessato lo smottamento di ben 10 metri di strada ed ha sostanzialmente isolato 3 residenti che abitano nella cima di questa collina. La strada è percorribile solo dal lato del paese di Soligo. Però chiediamo tutto al sindaco. Sindaco, un ennesimo smottamento, il maltempo ha risparmiato la Marca, però il suo comune è stato interessato da particolari frane. Sì, il comune è un bellissimo comune come tutte le colline,
e ovviamente bello ma altrettanto fragili, nel senso che le colline purtroppo sono per certi aspetti anche imprevedibili e quindi c'è stata questa frana molto importante, fra l'altro che non ci aspettavamo, perché ne abbiamo altre due che tenevamo monitorate, per la quale stavamo già avviando anche l'iter di progettazione, che comunque sono peggiorate, e questa ha comportato insomma lo smottamento di un bel tratto di strada. Fortunatamente abbiamo un'altra strada di accesso per raggiungere le abitazioni dove lì ho altri 3 residenti, e quindi adesso interverremo ovviamente con le tempistiche che ci sono, perché stiamo parlando, questa mattina ho fatto il punto con l'ufficio tecnico per la sistemazione di queste strade, di queste frane, stiamo viaggiando, stiamo parlando intorno ai 100.000 euro, quindi sono delle cifre importanti per comuni come i nostri. Si pone il problema anche della fragilità di questi luoghi e degli eventi atmosferici sempre più frequenti e sempre più forti. Sì. Devo dire che purtroppo ogni volta che c'è un'allerta rossa, un'allerta arancione, siamo veramente tutti preoccupati, perché è talmente imprevedibile quello che può succedere. Basti ricordarsi la forte grandinata del luglio scorso, che ha messo veramente in difficoltà moltissime aziende, moltissime famiglie, ma anche tutti noi. Quindi degli eventi atmosferici davvero pesanti che ti mettono in grossa difficoltà e soprattutto che ti lasciano sempre un po' con il pensiero di quello che possa succedere questa volta. Tempistiche per la sistemazione delle strade? Qui stiamo parlando di diversi mesi, perché questo è un territorio molto bello, molto fragile, però è un territorio comunque che è vincolato, e quindi dovremmo iniziare tutto l'iter progettuale, avere tutte le autorizzazioni del caso, e quindi passeranno sicuramente purtroppo diversi mesi, anche perché, ripeto, dovremmo anche trovare le risorse per sistemare questa strada. Io mi auguro insomma che la Regione, come ha già e come sta già facendo il Presidente Zaia, si attivi per avere delle risorse, perché, ripeto, 100.000 euro per un comune come Farra iniziano a essere davvero impegnativi. Sindaco, prima fuori microfono ci diceva è necessario agire sulla prevenzione. Cosa è necessario fare? Cosa voi come comuni della zona state chiedendo, comunque intendete fare per cercare di limitare al massimo i danni anche per un'ottica futura? Insomma, le previsioni scientifiche non sono rosee sulle questioni di ondate di maltempo di questo genere, sempre più frequenti. Sì, ormai queste situazioni non possiamo più chiamarle situazioni eccezionali, perché ormai l'eccezionalità è diventata la regola, purtroppo dico. Noi stiamo già investendo, abbiamo già investito in questi anni per anche le cose più semplici, dalla pulizia delle scoline alla pulizia dei corsi d'acqua, anche con il Genio Civile abbiamo fatto bei lavori in questi anni per la messa in sicurezza anche dei letti dei vari fiumi. È chiaro che la zona collinare, se parliamo di zona collinare, è molto difficoltosa anche riuscire ad intervenire, e per certi aspetti è altrettanto imprevedibile, perché lì dove magari formalmente non si vede niente, sotto invece ci può essere qualcosa di faticoso, o comunque che possa regalarci qualche brutta sorpresa. Direttore, da Farra di Soligo questa è la situazione. Con Simone Merlo, ringraziando il sindaco, ti restituisco la linea. Grazie molte Edi, grazie molte al sindaco di Farra di Soligo. Adesso andiamo in diretta al Cococò di Vicenza, sta parlando il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, vediamo. Il fuoco sta proseguendo la produzione dei sacchetti di sabbia ad MCPS e alla Protezione Civile, Frescobaldi. Quindi insomma noi ci manteniamo in assetto da allerta. Vi devo dire che le previsioni, più che le proiezioni delle prossime ore, al momento non ci fanno preoccupare. Vi do qualche dato, ma intanto vi do qualche dato sugli ultimi giorni, perché li ho voluti vedere, li ho chiesti a Marco Rabitto. Negli ultimi 3 giorni, dal 26 al 28 di febbraio, sono caduti a Vicenza circa 160 mm di pioggia. In questi 3 giorni c'è stato un periodo particolarmente acuto tra le prime ore del 27 febbraio e le 5-6 del mattino del 28, in cui ci sono stati 138 mm di pioggia sui 160 di cui vi ho parlato. Quindi parliamo di 138 mm in poco più di 30 ore, insomma, quindi in poco più di un giorno. È abbastanza impressionante ed è sempre tutto molto legato al ragionamento sul retrone che vi facevo ieri e che ha fatto anche il presidente Zaia, cioè
è piovuto talmente tanto in pianura, il vero elemento atipico di questa emergenza, che appunto si è caricato in questo modo il retrone. Ed è anche il motivo, questo ci dicono gli esperti, per cui il modello predittivo che ci diceva non la notte scorsa, quella prima, tutto sommato le cose dovrebbero essere gestibili, che si è sbagliato, perché ci siamo accorti nella notte che la situazione era molto più grave di quanto previsto. Questo perché nelle 5 ore tra la fine, cioè tra la notte del 27 e le prime ore del 28, quindi le 5-6 ore che hanno portato verso l'alba, sono cadute solo in quelle 5 ore 38 mm, che vuol dire 7 mm all'ora, su un bacino che era già in grandissima difficoltà. Per capirci, un quantitativo giornaliero così a Vicenza non si misurava dal 16 maggio 2013 con 116 mm. In quell'occasione il Bacchiglione ebbe una piena eccezionale a 5,98 m a Ponte degli Angeli e il retrone arrivò a 3,60 m. Ultima cosa che vi dico, che mi sembra interessante, sono le cumulate complessive nel mese di febbraio, sempre dati che ha riportato Marco Rabito. Da quando si dispone di dati a Vicenza, quindi dal 1919, non c'era mai stato un febbraio così piovoso, con circa 300 mm di pioggia. Devo dire, l'aspetto che più ci deve interrogare è che i precedenti non sono di 100 anni fa, anche se la misurazione viene fatta da 105 anni, ma sono tutti riscontrabili, tutti e due, e negli ultimi 10 anni, cioè nel 2014 277, nel 2016 271. Media mensile, per capirci, degli ultimi 50 anni per febbraio è stato 82 mm. Parliamo di 300 mm in questo febbraio. Perché è importante? Perché uno dei motivi per cui siamo andati così in sofferenza non sono state solo le piogge degli ultimi 2 giorni, ma il fatto che sono arrivate in un territorio già zuppo di acqua. Le prospettive delle prossime ore, le recupero perché non voglio sbagliarmi, ci dicono che ci dovrebbero essere delle precipitazioni deboli dalle 4 in poi di oggi, ma che non dovremmo andare oltre i 10 mm entro la mezzanotte, e che poi domani mattina entro le 6 un'altra decina, massimo 15 mm, che vuol dire sostanzialmente riuscire a prevedere che dovrebbero esserci massimo 25 mm da mezzanotte alle 12 di domani. Se è così, adesso a maggior ragione dopo le ore che abbiamo vissuto uso 12 condizionali, ma se dovesse essere così la città non va in difficoltà, però insomma, viste le ore che abbiamo passato, naturalmente il COC è aperto e vediamo in queste ore come muoverci ulteriormente. Allora, 2 o 3 cose importanti. Fermiamoci qua per il momento. In regia, vi ricordo, ci sono Andrea Basso e Renato Cappoia. Apriamo una finestra sul crimine e la violenza che nemmeno il maltempo riesce a fermare. Episodi di cronaca gravissimi, recenti, in corso del popolo, esasperazione dei cittadini e anche degli albergatori. Andiamo subito in diretta da Anna Maria Parisi. Eccoci direttore con le immagini di Francesca Pezzo, vediamo alle mie spalle l'intervento in diretta degli agenti delle volanti della Questura di Venezia e della Polizia Locale. Sono intervenuti, abbiamo assistito proprio in questo momento all'inseguimento delle forze dell'ordine nei confronti di un cittadino extracomunitario, sembra di origine marocchina, che aveva appena rubato un telefono ad una persona in zona stazione a Mestre. Quindi l'inseguimento e il fermo in diretta. Adesso vediamo con le immagini di Francesca Pezzo se riusciamo ad avvicinarci. Siamo in zona Corso del Popolo, inizio Corso del Popolo. Vieni Francesca, attraversiamo
la strada se riusciamo, e inizia il Corso del Popolo sotto i portici dell'Hotel Ambasciatori, dove giusto ieri sera, direttore, una donna senza fissa dimora era entrata chiedendo riparo presso la receptionist perché inseguita da un molestatore. Soltanto pochi mesi prima lo stesso episodio, ma questa volta era una cliente dell'albergo che cercava aiuto. E sempre qui in questa zona, soltanto lunedì scorso, praticamente nella pasticceria che si trova di fronte all'Hotel Ambasciatori, ricordo che c'è stato un accoltellamento e alle nostre spalle il bar frequentato per lo più da persone di nazionalità e di origine bengalese, con il cui proprietario adesso chiede agli imprenditori della zona di ritrovarsi tutti nel nome della sicurezza e fare una marcia per chiedere maggiore sicurezza. Vediamo se riusciamo a intercettare il proprietario, perché lo intervisteremo in diretta, direttore. Si chiama Ali e adesso sta facendo, eccolo qua, una raccolta firme tra tutti i proprietari della zona per chiedere questa marcia. Scusate, buongiorno Ali. Buongiorno cara, un piacere. Senta, abbiamo visto in diretta che è ancora in corso l'inseguimento e il fermo del ladro di un telefonino. Lei l'altro giorno ha subito un altro furto. Io il giorno 15 febbraio alle 5:40 di mattina è stata rubata il mio tavolo. Vedi che non riesco adesso a metterlo. Ci sono delle immagini di videosorveglianza? Ho anche immagini del video. Lei... Adesso con video devo fare la denuncia. Ecco, farà la denuncia e nel frattempo per avere maggiore sicurezza per se stesso, diceva. Noi e per chiediamo più tutelati i commercianti, perché io come ho paura per aprire il negozio. Lei ha paura di aprire il suo bar? Anche pieno giorno, notte, sempre succede. O rapina della strada o del bar o negozio. Rompono la porta per fare rapina. Senta, lì dobbiamo dire per dovere di cronaca che il suo bar era stato chiuso per una decina di giorni su disposizione del questore per motivi di sicurezza. Era 10 giorni chiuso per motivo di sicurezza. Però cara mia, motivo di sicurezza, chiudere un locale non è che aumenta la sicurezza. Devono sparire qui gli spacciatori. Io devo lavorare, io devo aprire il mio locale perché io ho famiglia. Siamo qua 5 persone che lavoro 10 giorni di casa, non è che è cambiato niente. Adesso lei ha assunto anche una guardia giurata privata perché ci possa essere... Per la sicurezza mia e per la sicurezza del mio locale. E a proposito di sicurezza, direttore, lanciamo l'intervista realizzata da poco con il proprietario dell'Hotel Ambasciatori, Andrea Chiappa, che chiede un presidio fisso di forze dell'ordine proprio qui in quest'area tra Corso del Popolo e via Torino. Ci spiega il diretto interessato il perché, quindi poi linea a voi. Che cosa è successo l'altra sera per cui lei adesso chiede un rinforzo delle forze dell'ordine nella zona? Allora, ieri sera è successo un episodio, uno dei tanti episodi di degrado di questa città che io onestamente vivo da quando ho riaperto l'albergo ad agosto, quindi 7-8 mesi fa. Una sbandata è entrata in albergo sragionando, però più che parlare del singolo episodio io vorrei spiegare quello che questa città sta vivendo ormai forse da 1 anno, 2 anni. C'è uno stato di insicurezza legato a tossicodipendenza, sbandati violenti, come per esempio l'episodio della persona che è stata accoltellata in un bar qui vicino, che rendono di fatto questa zona della città molto insicura. Quindi il mio intervento non era tanto sull'episodio specifico, ma per spingere ancora di più l'amministrazione o le forze dell'ordine a presidiare un territorio che oggi non è sicuro. Ecco perché con l'episodio che lei ha citato dell'altra sera c'è stato anche un precedente episodio di una cliente del suo albergo che ha cercato rifugio proprio da qualcuno che la stava molestando. Questo è successo dopo un mese che eravamo aperti, alla sera una cliente è venuta dentro urlando, era stata molestata da qualcuno e ha chiesto praticamente protezione, però ripeto,
Questa zona in particolare di Corso del Popolo, così come la zona della stazione, sono percepite, ma in realtà sono anche viste sia dai dipendenti che dai turisti come delle zone un po' a rischio, e questo naturalmente compromette, lo dico sia da cittadino che da albergatore, quella che è la vita nella città, perché se un turista arriva e ha paura a mettere il naso fuori e non si sente sicuro, è ovvio che questo è un danno per tutti, per i cittadini che non possono vivere la città ovviamente come dovrebbero nella massima sicurezza, e per un turista che poi queste cose le scrive nelle recensioni, le mette online, perché gli alberghi, come sapete, vivono di reputazione online, oggi come oggi è fondamentale. Intervista e servizio di Anna Maria Parisi. Avete visto l'arresto in diretta poco fa proprio nel centro di Mestre, in Corso del Popolo. La polizia è sotto attacco. Oggi il ministro Piantedosi ha risposto alle critiche per gli scontri con gli studenti di Pisa. Guardate cosa è successo a Torino, dove alcuni anarchici hanno tentato di liberare un extracomunitario che la polizia con una volante stava trasferendo al CPR di Torino. È arrivata questa spedizione punitiva nei confronti degli agenti di PS che sono stati spintonati e malmenati, poi ovviamente gli aggressori sono stati identificati e dovranno rispondere di questa aggressione agli agenti di polizia. Torniamo a Vicenza in diretta adesso. Per il maltempo è in corso la conferenza stampa del sindaco Possamai, c'è anche l'assessore Tosetto. In diretta sentiamo cosa dice il primo cittadino. Giustissimo, per fortuna mi suggeriscono le cose perché dopo 3 giorni non mi vengono in mente tutte. No, dicevo, come ha detto il presidente Zaia ieri, oggi Vicenza ha 2 condizioni molto diverse, una è quella del Bacchiglione e l'altra è quella del Rettrone. Il Bacchiglione, grazie ai bacini di laminazione, se esonda in una condizione drammatica, perché vuol dire che il bacino di Caldogno, che il bacino di Viale Diaz e che di fatto anche quello sull'Orolo non sono bastati. Per carità, tutto può succedere, ma sarebbe uno scenario veramente tragico, ecco. Il Rettrone è completamente un'altra storia, cioè il Rettrone oggi non ha sistemi per scolmarlo o per laminarlo, quindi sul Rettrone oggi c'è una criticità, una debolezza. Ieri ho sentito il presidente Zaia dire sia in una conferenza stampa che in radio, perché siamo stati in radio insieme a un certo punto, che adesso il focus è capire come scolmare il Rettrone. Chiaramente noi siamo molto d'accordo, è molto importante. È altrettanto chiaro che diventa più urgente con il passare degli anni, per il ragionamento che vi facevo prima, cioè siccome sta cambiando il clima, stanno cambiando le piogge, 20 anni fa era molto più improbabile che ci fosse questo tipo di precipitazioni in pianura, e quindi se dovevo fare degli investimenti li facevo giustamente sul Bacchiglione. Oggi, per quello che sta capitando, è invece importante mettere in sicurezza anche il Rettrone. Ultima cosa sui danni, è importante, chiediamo a tutti di fare fotografie, di tenere scontrini se ci sono interventi che vengono fatti, insomma documentare il più possibile. La Regione ha chiesto lo stato di crisi, chiaramente noi insieme alla Regione interloquiremo per capire poi se questo stato di crisi verrà riconosciuto, come, se verranno stanziate delle risorse, e in base a, nel classico iter che conoscete tutti, in base a quello che verrà deciso a livello nazionale e a livello regionale, noi ci facciamo trovare pronti poi nella raccolta dei documenti da parte dei cittadini. Chiaro, tanto è importante che questi documenti ci siano, perché se ci dovesse essere la possibilità di ristori, che per noi insomma sembra veramente importante che ci siano, però bisogna farsi trovare pronti, anche perché poi i tempi sono molto veloci, quindi bisogna essere pronti. Dei danni è sostanzialmente impossibile in questo momento. Nel momento di certezza di rimborsi, di ristori. Ma questo mai, cioè non è minimamente una polemica verso nessuno. C'è un iter noto, no? Lo stato di calamità o lo stato di crisi. Zaia ha fatto questa richiesta di stato di crisi, adesso parte l'iter e ci vuole un'assegnazione di risorse, cioè un riconoscimento, un'assegnazione di risorse, e poi noi chiaramente saremo pronti ad aiutare i cittadini in questo senso. Posso io una domanda?
come state agendo nella zona ovest, zona industriale? Perché siamo stati questa mattina, sì. Molti imprenditori, titolari di aziende dicono ci sentiamo abbandonati, l'idrovora doveva arrivare ieri sera, è arrivata invece alle 5 di questa mattina, molti ci dicono, insomma ci hanno detto in camera, ci sentiamo abbandonati, chiaramente diverso rispetto a quanto è accaduto nel 2010, la situazione è migliore, però ci hanno fatto vedere anche all'interno, comunque i bagni, i water ci sgorgano acqua, il sistema fognario totalmente in tilt. Come state agendo in quella zona? Allora, ieri in realtà sono andato anche in sopralluogo al pomeriggio perché è la zona relativa alla Dioma e devo dire c'erano più squadre della protezione civile in campo in tutta la zona industriale, sono andate dietro chiaramente a tutte le segnalazioni, c'è stato un momento in cui c'erano tutte le segnalazioni contemporaneamente, sono andate in una di priorità, è arrivata stamattina una lettera della BDF, la grande impresa che c'è a bordo Dioma, che ringraziava veramente in maniera bellissima protezione civile, protezione civile alpina in quel caso che è arrivata con l'idrovora, comune, perché lì si trattava di salvare letteralmente un'azienda che andava tutta sotto perché era sotto la Dioma. Se c'è qualcuno che ha lo scantinato allagato o i bagni allagati, sicuramente arriviamo, bisogna chiedere, perché chiaramente, ecco, questo lo dico, nessuno ha la mappa dei luoghi dove l'acqua è uscita, perché non essendoci stata un'esondazione del fiume per cui dici bene, è uscito il fiume, siamo certi che il perimetro sia questo, in tanti casi dipende da come hanno funzionato le pompe degli edifici, da come ha funzionato la tubatura di quella strada, quindi è molto diversificata. Per gli interventi bisogna chiamare chiamare la polizia locale, la polizia locale insieme ai vigili del fuoco filtra gli interventi e li stanno facendo tutti uno ad uno, quindi non c'è nessuno di abbandonato nel modo più assoluto. Anzi, io devo ringraziare perché la protezione civile si è fatta non in 4 ma in 8. Stamattina che ho fatto un giro, veramente sembrava di fare un giro della provincia di Vicenza, nel senso che c'erano protezioni civili di tantissimi comuni della provincia attive, quindi qui nessuno ha abbandonato nessuno. Nessuno ha abbandonato nessuno, questo ha detto in diretta il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Andiamo 1 minuto e mezzo con un break pubblicitario e poi torniamo subito. Gravissimi episodi di violenza a Treviso, baby gang che se le danno di santa ragione, e ancora più grave l'aggressione ai danni di una conducente di un mezzo pubblico della MOM che è stata aggredita al grido di stupro. Vicende veramente inaccettabili, vediamo. Autista donna della MOM alla guida del mezzo, a bordo una gang di una trentina di ragazzi. Sul pullman ci sono anche degli agenti della polizia locale a monitorare una situazione che potrebbe diventare critica. È a questo punto che un coro agghiacciante si leva nei confronti della conducente. Stupro, stupro, urlano i giovani per lunghi, interminabili istanti. La vicenda risale ad una ventina di giorni fa, ma la notizia si è presa solo ora con l'indagine che sta andando avanti. La tratta è quella tra Pieve di Soligo e Conegliano, più volte al centro di gravi episodi di violenza anche nei confronti di autisti e controllori. Stavolta non si è arrivati alle mani, ma quell'urlo selvaggio del branco rivolto alla donna che stava facendo il suo lavoro è sconvolgente ed è il segno di quanto sia ormai degenerata la situazione. Dalla Pedemontana al capoluogo poco cambia. Ieri davanti alla stazione delle Corriere in Lungosile Mattei è andato in scena, tra l'indifferenza generale, l'ennesimo pestaggio tra giovanissimi. L'istantanea di un ragazzo a terra ed un altro che li prende a calci in testa è la foto di una situazione intollerabile. In
2 sono finiti all'ospedale. Uno studente minorenne ha riportato la frattura del setto nasale, un altro lesioni più lievi. Dopo un'indagine lampo a seguito della denuncia dei genitori, gli agenti della questura hanno identificato e denunciato l'aggressore. Si tratta di uno studente di 15 anni ripreso dalle telecamere di sorveglianza come dai cellulari di altri ragazzi. L'intervento delle forze dell'ordine anche in questo caso è stato tempestivo, ma gli episodi si ripetono con frequenza allarmante. Il presidente di MOM è esasperato, mai visto nulla del genere in 40 anni di lavoro. Abbiamo anche ingaggiato dei vigilantes privati, sbotta, ma non possiamo averne uno per ogni autista o passeggero. Noi ovviamente facciamo di tutto perché l'ordine pubblico, soprattutto nelle autostazioni, negli autobus, a tutela dell'utenza, a tutela dei lavoratori nostri, sia garantito. Le forze dell'ordine diciamo che sono sempre presenti. Del problema abbiamo fatto presente al questore, ma anche al prefetto e ai sindaci interessati e ai carabinieri, e fanno quello che possono, anche loro sono presenti, quando li chiamiamo arrivano anche in tempi velocissimi, però la situazione è che succedono sempre più spesso fatti del genere, quindi sono difficilmente gestibili. Comprensibilmente dispiaciuto e preoccupato il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Io non credo nemmeno sia più soltanto una questione di ordine pubblico, anche perché si picchiano a scuola, si picchiano in stazione, si picchiano al parco, possono picchiarsi ovunque e non è che possiamo militarizzare la nostra città per prevenire queste situazioni. Credo che sia una questione molto sociale, cioè dobbiamo capire cosa nasce e cosa li porta a compiere questi gesti che precludono il loro futuro. Quindi contatterò nuovamente le scuole, perché credo che all'interno delle scuole, laddove loro passano molte ore della giornata, si possa fare qualcosa. Dobbiamo dialogare con le famiglie, dobbiamo capire cosa sta succedendo a questi ragazzi che scatenano la loro rabbia attraverso queste risse che davvero non hanno nulla a che fare con i giovani per bene delle nostre comunità. Da non credere, nonostante poi tutto quello che la questura, la polizia locale, gli interventi dello stesso sindaco hanno in qualche modo tentato di frenare questi episodi. Vediamo l'accoltellamento di due ville. Una ragazza ha litigato col fidanzato in casa a Due Ville, una lite tra questi due fidanzati. È intervenuto il fratello della ragazza che poi ha colpito a coltellate il suo coetaneo. Vediamo il servizio della nostra redazione di Vicenza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il giovane accusato del tentato omicidio del fratello della fidanzata. Secondo le ricostruzioni tutto sarebbe accaduto nel corso di una violenta lite scoppiata domenica mattina all'interno di un'abitazione di Due Ville. Davanti al giudice ha deciso di non rispondere alle domande ed è stato convalidato l'arresto in carcere. Il ragazzo ha fatto sapere, il suo avvocato Rachele Nicolin è comunque sconvolto per quanto accaduto. Secondo l'accusa il giovane, dopo aver avuto una lite con la fidanzata, avrebbe avuto una successiva discussione con il fratello di lei e dopo aver impugnato un coltello da cucina avrebbe sferrato una coltellata all'addome della vittima, che è ricoverata al San Bortolo. Durante l'aggressione sarebbero state colpite anche la fidanzata e la madre, che hanno però riportato ferite lievi. Un blitz della Guardia di Finanza: nei centri massaggi cinesi sono state trovate 6 lavoratrici in nero in 2 centri massaggi della provincia di Vicenza. 2 di queste sono clandestine. Scoperte dalla Guardia di Finanza 6 lavoratrici in nero impiegate come massaggiatrici o receptionist su 7 presenti in 2 centri massaggi cinesi ispezionati in 2 comuni della provincia berica. Il controllo in uno dei 2 casi ha fatto emergere la presenza tra i lavoratori irregolari di 2 soggetti stranieri clandestini sprovvisti di documento di identità. Sono così scattate le sanzioni amministrative pari a circa 10.800 euro e la segnalazione per la sospensione dei 2 esercizi commerciali da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Vicenza in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative. Gli stranieri irregolari sono stati denunciati per il reato di soggiorno irregolare sul territorio dello Stato e il titolare di uno dei 2 centri per sfruttamento dell'immigrazione illegale.
Ancora la cronaca, la Procura di Padova ha indagato 3 persone per omicidio colposo per la morte del 18enne di Este, deceduto dopo un allenamento di box. Ad un anno di distanza dalla morte del 18enne Edoardo Zattin di Este, stroncato da un malore dopo un allenamento di box, la procura ha indagato per omicidio colposo 3 persone. Si tratta dei 2 titolari della palestra di Monselice e dell'allenatore di box del ragazzo. I 3 sono stati iscritti nel registro degli indagati e sono stati sequestrati i loro cellulari e computer. Edoardo Zattin era morto il 24 febbraio del 2023, 2 giorni dopo aver accusato il malore. L'autopsia sul corpo del 18enne ha mostrato una frattura cranica provocata da un trauma violento alla testa, compatibile con un pugno, che ha portato poi ad un'emorragia fatale. Edoardo si era fermato durante l'allenamento con un altro atleta per soffiarsi il naso e poi si è accasciato. I testimoni e l'allenatore hanno sempre detto che non c'erano stati colpi e pugni, ma l'esito dell'autopsia ha smentito i loro racconti. 3 condanne per un incidente stradale avvenuto nel 2017 a causa di una buca in un cantiere. E siamo a Padova. Nel giugno del 2017, a soli 17 anni, Dennis Rampazzo di Cervarese Santa Croce era morto finendo con la sua moto in una buca profonda scavata a seguito di un cantiere stradale per l'allargamento del Ponte Rosso sul Bacchiglione a Veggiano. Dopo quasi 7 anni e un lungo processo, la sentenza di primo grado ha condannato 3 persone, l'accusa di cooperazione in omicidio stradale con l'attenuante del concorso di colpa da parte della vittima. Le condanne sono state emesse nei confronti degli amministratori delegati e direttori tecnici del cantiere dove si è verificata la tragedia e del professionista incaricato della provincia di Padova della progettazione strutturale e dei lavori di quel tratto di strada provinciale. La condanna di 1 anno per tutti e 3 gli imputati, a cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena. In sede civile invece verrà quantificato il risarcimento alla famiglia di Dennis Rampazzo. Il ragazzo era stato trovato morto all'alba del 16 giugno del 2017. I genitori, non vedendolo rientrare entro mezzanotte, avevano iniziato a cercarlo e avevano allertato le forze dell'ordine. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella buca del cantiere. Il ragazzo stava tornando a casa dopo una serata con gli amici e aveva scelto quella strada per accorciare il tragitto, ma non si era accorto del cantiere stradale che risultava aperto e con le transenne non adeguatamente segnalate. A Vicenza, da Luisa Bertini, che è in compagnia del sindaco Giacomo Possamai, si è appena conclusa la conferenza del Comitato Operativo Comunale sul Maltempo. A te, Luisa. Sì, buongiorno direttore, siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai che ci illustra qual è la situazione ad oggi, quali sono le previsioni anche, perché la situazione è tornata alla normalità qui a Vicenza, tutte le strade sono state riaperte, la tangenziale è stata riaperta, le scuole anche, come siamo messi a questo punto anche con la quantificazione dei danni e quali le zone più interessate da questa ondata di maltempo. Intanto mi faccio ringraziare chi ha lavorato tutta la notte per riaprire strade, scuole. Insomma, è stato importante riuscire a farlo in tempi brevi e anche per ridare, insomma, la possibilità di trascorrere la normalità. Ecco. La normalità però non è per tutti, nel senso che vengo da un sopralluogo in cui abbiamo visitato alcune delle zone più colpite, a partire dalla zona stadio, ma non soltanto. Ci sono allagamenti importanti, anche danni importanti che potremo quantificare nei prossimi giorni. Al momento stimiamo che ci siano circa 350 edifici colpiti, circa 2700 persone, quindi si tratta di numeri veramente rilevanti. Le squadre della protezione civile, dei vigili del fuoco restano operative, nel senso che l'allerta resta in ogni caso, anche se dal punto di vista, diciamo così, della pioggia non siamo al momento preoccupati per le prossime ore, però sono attive perché proseguono con lo svuotamento delle cantine, degli appartamenti, quindi se ci sono criticità chiamate lo 0444 54 53 11 e la centrale della polizia locale, da lì vengono smistate le attività della protezione civile e dei vigili del fuoco. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore e domani, visto che tornerà la pioggia? Sì, è prevista pioggia, al momento non è prevista una pioggia particolarmente importante perché sono stimati circa 25 mm dalle 4 di oggi pomeriggio a mezzogiorno di domani, però devo dire, visto che le previsioni dell'altro giorno che dicevano che la situazione era in miglioramento in realtà si sono rivelate sbagliate perché la situazione è peggiorata velocemente, ha messo in crisi la città, continuiamo a stare attenti, continuiamo a mantenere l'allerta e vediamo nelle prossime ore come prosegue, anche perché bisogna aspettare che i fiumi defluiscono, sono ancora molto grossi.
Ecco, lei prima faceva riferimento anche a questo cambiamento climatico che riguarda proprio il mese di febbraio. Se non ho scritto male, in media negli ultimi 10 anni ci sono stati 82 mm la media di febbraio, mentre quest'anno 300 mm. Negli ultimi 50 anni la media è stata 82 mm, 300 mm quest'anno, che è il febbraio più piovoso nella storia della città. Sta cambiando, nel senso che le precipitazioni si concentrano e quindi in questo mese di febbraio c'è stata tantissima pioggia, così come d'estate abbiamo mesi con una siccità estrema. Ecco, è evidente che dobbiamo attrezzarci, perché mentre sul Bacchiglione abbiamo i bacini di laminazione, sul Retrone c'è ancora tutto da fare perché non c'è nessun bacino. E cosa si potrebbe fare appunto per poter scolmare il Retrone? Quali sono le prospettive? Ho sentito ieri il presidente Zaia dire che vale la pena di pensare a un bacino scalmatore, a un canale scolmatore o a un bacino di laminazione che consenta di portare via acqua dal Retrone. Ecco, sarebbe assolutamente importante. Su questo, se c'è la possibilità di dare un supporto e un apporto alla Regione, da parte nostra c'è tutta la volontà. Io ringrazio il sindaco, lo lascio andare a lavoro e intanto restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte, grazie. Andiamo avanti con la cronaca nera. L'assassinio di Bledar Deja, la giardiniera albanese che è stato accoltellato da un 17enne, che oggi parlerà nuovamente ai magistrati. È un delitto ancora da chiarire che è avvenuto in un bosco di Paderno del Grappa. Dovrà ripercorrere quel terribile 20 gennaio, i momenti dell'incontro con Bledar, i colpi sferrati nel bosco dove si erano appartati. Il 17enne reo confesso domani tornerà nel Tribunale dei minori di Venezia per raccontare la sua verità ai magistrati. Intanto gli investigatori stanno setacciando il cellulare del giovane sequestrato dopo l'arresto. Durante gli accertamenti sarebbero emersi dei contatti fra Bledar e il 17enne in un sito di incontri gay. Attraverso questa piattaforma i due pianificavano gli incontri, anche quella del 20 gennaio. Un tassello dopo l'altro si sta ricostruendo l'omicidio che ha sconvolto la comunità. La certezza è che i due avevano una conoscenza pregressa, si erano incontrati alcuni mesi prima in un bar. E quello non era il loro primo incontro. Una storia passionale finita male, un delitto maturato in un quadro ancora più inquietante, quello della prostituzione minorile. Solo il ragazzo potrà raccontare cos'è accaduto ed il motivo che lo avrebbe spinto ad armarsi con un coltello e a pugnalare il 39enne per oltre 10 volte. Insomma, per il momento manca il movente di questo atroce delitto consumato in un luogo conosciuto solitamente dalle coppiette. I carabinieri, che sono riusciti a ricomporre un puzzle non facile, continuano ad indagare. Nulla viene tralasciato. Altri giovani potrebbero essere stati contattati dal 39enne, ma su questo per il momento c'è il massimo riservo degli investigatori. Bledar aveva 2 cellulari, 2 vite parallele e forse più di qualche segreto che potrebbe emergere al termine dell'inchiesta. Oltre al movente manca l'arma che ha colpito Bledar, il coltello e le chiavi dell'auto della vittima, trovata chiusa dai carabinieri e probabilmente portate via dal 17enne. Servizio di Daniela Sizia ha tentato di truffare un'anziana di 82 anni sostenendo di essere malato e di aver bisogno di cure e quindi di soldi. Una telefonata che mette in apprensione un'anziana di 82 anni di Zero Branco. Dall'altro capo del telefono un ragazzo che si spaccia per il nipote. Poche parole che lasciano senza fiato la donna. Nonna, sono in ospedale, in gravissime condizioni e per curarmi mi serve un farmaco costoso. Un momento di silenzio e poi l'82enne che spiega di non avere denaro in casa. Ma la risposta è veloce. Non importa, metti tutti i monili che hai in un sacchetto, poi passerà un'infermiera, ovviamente una complice nella truffa, a ritirare tutto. Così poco dopo una donna raggiunge l'abitazione dell'anziana e prende l'oro. La truffa è consumata. L'82enne si rende conto del raggiro. Alla donna non rimane che sporgere denuncia ai carabinieri. L'appello dei militari dell'arma è quello di chiamare sempre il 112 quando arrivano telefonate che chiedono soldi o peggio oro. Altra truffa, questa volta a cadere nella trappola, un agricoltore di Fara di Soligo che aveva visto su una piattaforma online la vendita di un trattore pari a 2.400 euro più 500 per la spedizione. La vittima ha effettuato 2 bonifici pari alla somma concordata a 3 soggetti che hanno ricevuto il denaro, ovviamente del trattore, nessuna traccia. I 3 sono stati identificati e denunciati per truffa in concorso. 2 volte a settimana sparivano misteriosamente i soldi dalla cassa. Il titolare di un negozio di Montebelluna
allertato i carabinieri che si sono appostati e hanno pizzicato in flagrante l'addetta alle pulizie. I carabinieri si sono appostati in borghese nascosti nel negozio e non hanno dovuto attendere molto. Hanno sorpreso l'addetta alle pulizie con le mani nella cassa. A denunciare la continua sparizione di denaro il titolare di un esercizio commerciale di articoli tecnologici sulla Feltrina Montebelluna. Dall'inizio del mese di febbraio si sono registrati infatti diversi ammanchi di denaro. Almeno in 6 occasioni, soprattutto di martedì e venerdì, risultavano sparite alcune centinaia di euro. Immediata la denuncia ai carabinieri di Montebelluna. Lo scorso pomeriggio è stata svelata la verità. La donna delle polizie di circa 60 anni italiana è stata sorpresa mentre stava prendendo una somma di circa 100 euro dalla cassa. Per lei è scattata una denuncia per furto aggravato e molto probabilmente le costerà anche il posto di lavoro. Oltre agli ammanchi registrati per un totale di circa 500 euro, ora gli investigatori, assieme al titolare, dovranno verificare se la donna avesse iniziato a prelevare i soldi anche in altri mesi. Ancora una sosta di 2 minuti per la pubblicità e poi torniamo. Una notizia dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, il quotidiano del Bellunese. San Vito di Cadore denuncia 6 volte il compagno. Mi lanciò un tizzone ardente. La donna si è costituita parte civile e chiederà i danni nel procedimento penale per stalking e maltrattamenti. Ed è stata approvata in Consiglio regionale in Veneto la mozione per sostenere la riforma dell'ordinamento della Polizia locale. Sentiamo Nicola Marcato. La Regione Veneto vuole rafforzare il ruolo e le competenze della Polizia locale, equiparandola alla Polizia di Stato. Questa è la finalità della proposta di legge presentata dalla Regione Veneto, che intende modificare la legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale del 1986. La proposta di legge prevede che la municipale possa svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, ambientale e amministrativa in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Inoltre, la Polizia locale potrebbe accedere ai sistemi informativi nazionali e regionali, utilizzare armi e mezzi adeguati e beneficiare di una formazione specifica e continua. La proposta di legge è stata accolta favorevolmente dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato l'importanza di riconoscere il ruolo fondamentale degli agenti della municipale nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio. Anche le associazioni dei sindaci e dei comandanti della polizia locale hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa legislativa, che considerano un passo avanti per la valorizzazione della categoria e per il miglioramento del servizio ai cittadini. Il posto di lavoro diventerà più attraente in vista di nuove assunzioni e potrà essere anche un deterrente contro la fuga degli agenti in altri reparti, come accade a Venezia. Io negli ultimi 3 anni ho perso 20 uomini che sono andati all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia delle Dogane. Perché? Perché lavorano dal lunedì al venerdì, perché i porti e altre cose sono chiuse il sabato e la domenica, e guadagnano 450 euro di più, a parità di funzioni. La proposta di legge mira anche a valorizzare il personale della polizia locale, equiparando i livelli e le qualifiche occupazionali, i trattamenti economici, previdenziali, assistenziali e infortunistici a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato. Tutele necessarie e non privilegi per uomini in divisa che rischiano la vita, come nel caso dell'agente Alex Frusti, raggiunto da più proiettili a Fara Vicentino l'anno scorso, quando un nordafricano, sfilando l'arma a un carabiniere, gli aveva sparato contro 4 colpi. Tutte le spese, se non ci fosse stata una particolare sensibilità da parte della nostra amministrazione, sarebbero gravate su di lui. Invece, se viene approvata questa norma, è chiaro che le cose cambiano, insomma, e solo questo per noi è una cosa di fondamentale importanza. E ieri una manifestazione davvero poderosa degli agricoltori con i trattori a Treviso Sud. Hanno bloccato il casello di Silea e poi hanno sfilato lungo la tangenziale di Treviso. Erano 400 i mezzi.
Una fila lunga oltre 1 chilometro, quella dei trattori che hanno raggiunto l'uscita di Silea della A27 per la manifestazione organizzata dal locale gruppo spontaneo di agricoltori trevigiani. Un serpentone partito questa mattina presto da più parti, un gruppo da Resana con una delegazione dal Padovano, un altro da Cornuda con una folta presenza di trattori dal Bellunese, hanno formato in tangenziale a Treviso un'unica colonna ordinata verso lo spiazzo concordato ai piedi del cavalcavia della Via del Mare. Tanti i cartelli che spiegavano le diverse sfaccettature della manifestazione. Oltre 400 trattori e 500-600 persone che sono venute anche con le proprie auto a sostenerci. L'obiettivo è quello di sostenere i movimenti agricoli che sono nati in Italia e in Europa. Ci teniamo a ribadire che questa manifestazione non è né politica né con scopi associativi, ma solo a sostegno dell'agricoltura italiana in primis ed europea. Perché il mercato è comandato dalle multinazionali e da forti interessi economici che in mano a pochi e che hanno altri interessi sotto. La manifestazione si aggiunge alle altre che si sono svolte e che si svolgeranno in tutta Italia e che fanno capo ai Comitati Riuniti Agricoli e a Danilo Calvani. Sì, abbiamo fatto partire questa cosa impegnativa sotto tutti gli aspetti, perché non siamo una struttura organizzata come lo sono i sindacati. Voi avete organizzato in tutta Italia ma senza bandiere di partito e bandiere di sindacato? Assolutamente sì, perché altrimenti questa cosa ci avrebbe diviso. Se io dico che sono un partito, lui dice che è un altro, questa cosa non prende piede. Abbiamo avuto l'esperienza nel passato su questo, quindi abbiamo usato quegli errori fatti in passato e questa volta siamo riusciti nell'intento. 37 giorni sono tanti. Mobilitazioni che molto probabilmente porteranno ad un incontro tra i comitati e la Premier Meloni, ma intanto sicuramente ad un'altra grande manifestazione a Roma. Abbiamo chiesto che lei sia presente alla nostra manifestazione grossa che ci sarà il 2 marzo a Roma in piazza Santi Apostoli. Da mezzogiorno in poi avremo anche un incontro con la Commissione europea che scende lì, perché gli abbiamo consegnato un documento dove lei stessa, dove abbiamo fatto notare tutte le violazioni delle leggi italiane ma soprattutto anche europee. Manifestazione che vedrà anche una rappresentanza dal Veneto, agricoltori che intanto con la protesta odierna hanno dimostrato la loro compattezza, coinvolgendo anche un settore molto importante come quello dei contoterzisti, da sempre a metà tra agricoltura e artigianato. L'agricoltore qui in provincia di Treviso, il 90% delle lavorazioni viene fatto da noi contoterzisti, perché non sarebbe in grado di sostenere le spese per l'acquisto dei macchinari. Quindi ce li accogliamo noi, prendiamo le macchine e andiamo a lavorare per loro. Ecco, voi che girate per tutte le aziende, però qui è un'isola felice col Prosecco, diciamocelo. Sì, è un'isola felice col Prosecco, però non per questo non dobbiamo combattere per l'agricoltura. Purtroppo io non mangio Prosecco. Non molano la presa, gli agricoltori hanno ragione da vendere, il servizio di Lucio Zanatto, tutti i cittadini peraltro sono dalla loro parte. Chiudiamo questa edizione del Focus TG, grazie molte a Andrea Basso e a Renato Capoia in regia, ci vediamo stasera alle 21:15 a Focus e grazie a tutti, buona giornata.